e vita eterna dono. Un dì nel ciel guardar avanti eu vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cor. Non più guardo a questo mondo, avanti eu vou. Nel ciel mi porterà l'amato mio Gesù, egli del mio nemico i capo trinterà. A caro Redentor, fedele Signore, e só voglio seguire, e solo com fervor avante eu vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cor. Non più guardo a questo mondo, avanti eu vou. La tromba suonerà del nostro Creator, comincerà gran festa dei santi del Signore, da cielo in verità Gesù ritornerà. L'aspetto con pazienza, glorioso ele sarà. Avante eu vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cor. Non più guardo a questo mondo, avanti eu vou. Presto e bom Salvador, com sé mi porterà, in cielo per godere l'eterna eredità. Abramo lo vedrò, Isacco incontrerò, insieme con Giacobbe, a tavola sarò. Avante eu vou, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cor. Non più guardo a questo mondo, avanti eu vou. Amém. Saluto la Chiesa con la pace di Dio. Alziamo per fare una preghiera per dare inizio al nostro culto domenicale. Hoje è Santa Cena. Amém? Hoje è un culto speciale. Non è che gli altri non sono, ma questo è un po' di più. Amém? Chiudiamo il nostro occhio. Senhor Deus, siamo qua nella tua presenza. Ti chiediamo, oh Padre, rimani con noi in questi giorni, perché oggi, oh Padre, facciamo quello che ha detto il Signore. A partire pane e bevere con i fratelli, oh Padre. Ti chiediamo, oh Padre, rimani con noi questa mattina, perché oggi, oh Padre, celebriamo la comunione con i fratelli, oh Padre. Benedica questi giorni, benedica i nostri fratelli che siano qua e anche quelli che non sono venuti, oh Padre. Dagli a loro la tua forza, dagli a loro la tua benedizione, oh Padre, perché loro possano venire e stare insieme a noi a lodare il tuo santo nome. Ti chiediamo e ti ringraziamo. Amém. Potete sedere? Volevo chiamare la sorella Nemesis per fare i canti lodi. Amém. Gloria a Dio, pace a tutti. Giorno di festa, amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore con il numero 26. Gloria a Dio.
La parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio ricetto, dai fedeli ognora benedetto, il suo bene mi sostiene nelle lotte di guaggiù. Viva Cristo, conduttor dei santi, in cui vivo tutti quanti, gli eletti benedetti dall'eterno suo Evangelo. Alleluia. Si continua con la numero 507. Una lode bellissima che deve essere una preghiera costante nella nostra vita, di essere di benedizione. Alleluia. Oh Signor, tu mi salvasti, oh mio Signor, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copriste col tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Oh Signor, tu mi salvasti, oh mio Signor, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copriste col tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Alleluia. Finiamo con la numero 508. Gloria a Dio. 508. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua verità, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti
vivo e adorarti, Signor. Per adorarti, Signor. Per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo e adorarti, Signor. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua verità, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo e adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo e adorarti, Signor. Alleluia, gloria a Dio. Grazie, Signore. Oggi volevo dire che in questa settimana è stata una settimana benedetta. Ho conosciuto un fratello che è venuto da Brasile, che oggi visita noi e rimanerà con noi un bel po' di tempo, amém? Il fratello Edi pode alzare, c'è anche il fratello Gianluca insieme a noi, puoi alzare, e c'è anche la sorella Ruti, vero? Potete alzare, sono i nostri visitanti di oggi. La sorella Ruti già penso che rimanerà con noi, amém? E come diciamo, siete benvenuti in nome di Gesù, tornate sempre. Anche i fratelli già sono di casa, ma comunque faccio così per conoscere di più, amém? Potete sedere, volevo invitare anche il nostro fratello Edi, che lui porterà un pensiero della parte di Dio a noi, amém? Fratello Edi? Amém? È il nostro fratello in Brasile, è venuto qua per celebrare Dio insieme a noi, amém? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saluto la Chiesa con la pace di Dio, i fratelli. Gostaria de convidar os irmãos Voglio invitare i fratelli para abrir os vossos livros, as vossas Bíblias no livro de Salmos, per aprire le nostre Bibbie nel libro di Salmi, 91, Salmo 91, 1. 1. 91, 1. Que assim diz: Così dice: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo quelli che dimora nel riposo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. a sombra do Onipotente descansará. Riposerà all'ombra dell'Onnipotente. Podemos entender Possiamo capire que a palavra nos diz aquele que habita.
Possiamo capire che la parola dice quelli che abita a sombra do Onipotente descansará. alla ombra dell'Ipotente riposerà. Não é aquele que visita, Non è quelli che visita, é aquele que habita. è quelli che abita. E muitas vezes em nossas vidas, E tante volte in nostra vita, a sombra do Onipotente, la ombra dell'Ipotente, o nosso esconderijo, il nostro rifugio, se retrata si riporta em um lugar físico, in un luogo fisico, un luogo materiale, em nosso quarto, nella nostra stanza, em nossa casa, em nosso sofá. nella nostra casa, nel nostro posto letto, nel nostro divano. Mas a Bíblia nos instrui Ma la Bibbia nos dice, nos instrui, que o esconderijo do Altíssimo che lo esconderigimo dell'Altissimo é onde a sombra do Onipotente descansa. è dove la ombra dell'Ipotente riposa, Não onde achamos que nos sentimos bem, non dove pensiamo che volevamo bene, dove possiamo stare bene, onde a sombra do Onipotente não nos alcança, dove la ombra dell'Ipotente non rimane a noi, não há descanso. non ha riposo. Podemos entender que para uma sombra ser criada, Possiamo capire per una ombra essere diventata necessita de uma luz ou uma força contrária para refleti-la. necessita di una luce o una forza contraria per fare quella ombra apparire. E quanto mais longe estamos dessa sombra, Quanto più lontano siamo di questa ombra, menos acobertados somos por ela. meno coperti siamo da lei, di questa ombra. Então eu vim aqui para vos dizer E allora sono venuto qua per dire a voi que o vosso esconderijo não está em sua casa, che il vostro rifugio non è nella vostra casa, não é em lugar físico. non è in un luogo fisico. Se a sombra do Onipotente não te alcançar, Se la ombra dell'Ipotente non ti aggiungere, não há descanso, non ha riposo, não há paz. non ha pace. A sombra do Onipotente não é um lugar que você se sente bem. La ombra dell'Ipotente non è un luogo dove si sente bene, É o lugar que o Onipotente se encontra. è dove il luogo dove l'Onnipotente si trova. E para ser acobertado por esta sombra, E per essere coperto per questa ombra, não é de nariz empinado. non è coi naso alzati, Necessita de prostrar-te necessita di inginocchiarsi aos pés do Onipotente, ai piedi dell'Onnipotente, para que a sombra do Onipotente perché la ombra dell'Onnipotente vos cubra de todo mal. vos copra di tutti i mali. Você não está acobertado pela sombra do Onipotente Te non sei copertato della ombra dell'Onnipotente somente por estar aqui hoje. somente per essere qua oggi. Se você não se prostrar aos pés do Onipotente, Se te non inginocchiare davanti all'Onnipotente, se você não andar se humilhando aos pés do Onipotente, se te non si umiliarsi davanti all'Onnipotente, se você não chegar perto do Onipotente, se te non avvicinare davanti all'Onnipotente, a sombra do Onipotente não te alcançará. la ombra dell'Onnipotente non ti alcanzerà, Então, non ti avvicinerà. corra para os pés do Onipotente, Allora va veloce ai piedi dell'Onnipotente, para que a sombra dele te cubra de todo mal. perché la ombra di lui ti copra di tutti i mali. E as forças das trevas sejam neutralizadas. E le forze delle tenebre sia distrutta. Neutralizzata. O esconderijo do Altíssimo, muitas vezes, L'esconderiggio dell'Altissimo tante volte se retrata em um lugar que não deveria trazer paz. si ritratta in un luogo dove non porta la pace. O povo no deserto Il popolo nel deserto
não deveria ter paz. non doveva avere pace. Não era um lugar propício para se ter paz. Non era un luogo propizio da dove si viene la pace, Mas a sombra do Onipotente ma la ombra dell'Onnipotente trazia sombra no sol portava la ombra nel sole e fogo para esquentar a noite. e fuoco per bruciare la sera. Então entenda que o esconderijo do Altíssimo Allora capite che lo esconderiggio dell'Altissimo não se E trata, rifugio? não se trata de um lugar físico, non si tratta di un luogo fisico, e sim do Deus que está neste lugar. e sì di questo Dio che è in questo luogo. Desde já eu agradeço a oportunidade. Amen. Grazie. Volevo invitare i bambini per venire qua davanti. Amen. Così facciamo la predica dei bambini. E faz la predica ai bambini, dopo facciamo la coletta. Amen. Invito la sorella Nemesis per fare la predica per i bambini e anche per cantare lodi. Amen. Così facciamo la coletta. Fratello Jonathan, puoi fare la coletta per favore? Amen. Sì, e anche per i bambini. Gloria a Dio. Preghiamo per la colletta anche per i nostri belli bambini. Gloria a Dio, è arrivata la Bea. Vieni Bea, vieni Sofi. Ecco, ci hanno mancato tanti. Preghiamo. Signore, tu sei buono e meraviglioso. In questa occasione, Padre, veniamo davanti a tuo bel trono, Signore, per domandarti, per chiederti, Signore, che sia tu moltiplicando quell'offerta che ognuno di noi ha portato alla tua Chiesa. Benedice e moltiplica, Signore. Tu sai ogni situazione, tu sai ogni buco per ricoprire, Signore, nel nome di Gesù. Anche preghiamo per i nostri bambini, che sia la tua volontà, Signore, nella sua testa, nel suo cuore, la tua guida, Signore, in ogni passo di loro. Guida anche la bocca della mia sorella Lupe, che sarà con loro oggi. Nel nome di Gesù lo chiediamo tutto. Amen. Vai, oggi te, vai. Si canta Dio è vivente? Si canta Dio è vivente? Sì? Crisa, per favore, Sì, cante. Dio è Vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Lo sento dentro me, son certo che egli è qui. Lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò. Io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Quando è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente. No, non è morto, lo sento dentro me, son certo che egli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. I cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Gloria a Dio.
Dio è vivente, amém, fratello? Dio non è morto. Ora passo la parola al nostro pastore Vito, il pastore di Belluno, che è con noi qua in questa mattina per fare la Santa Cena, amém? Pastore Vitor, ora lui porterà la parola a noi e dopo anche la Santa Cena. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. È veramente una gioia, un onore essere qui questa mattina per portare il pensiero della parola di Dio. Quanti questa mattina sono arrivati in questo luogo dicendo: Signore, parla al mio cuore. Amen. È meraviglioso stare davanti alla presenza di Dio, lodarlo, adorarlo, ma è altrettanto meraviglioso quando i nostri cuori sono predisposti per ricevere la parola di Dio. Amen. Io credo che questa mattina lo Spirito Santo è una parola diretta alla vita di ognuno di noi. Gloria al nome del Signore. Allora vogliamo aprire le nostre Bibbie. Andiamo nella lettera di Pietro, primo Pietro, capitolo 1, dal versetto 13. Ringrazio Dio per la vita del diacono Wallace, per la vita di ogni diacono, di ogni servo di questa comunità. Amen. Che le vostre vite possano prosperare sempre di più nel servizio e nell'opera del Signore. Amen. Che la pace di Cristo possa riposare sulla vita di ognuno di voi, di ogni servo, Maurizio, Vaz, Jonathan, di ognuno qui presente, affinché possiate essere usati potentemente per la gloria di Dio. Amen. Alleluia. Primo Pietro, capitolo 1, dal versetto 13, leggeremo 3 versetti, dal versetto 13 al versetto 16. Amen, abbiamo trovato? Vogliamo alzarci in piedi davanti alla parola del Signore e vogliamo leggere. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del mondo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Amen. Vogliamo pregare. Padre, nel nome di Gesù, la tua parola è una parola benedetta, è una parola viva, Signore. E sono persuaso che questa mattina la tua parola penetrerà nel profondo dei nostri cuori e porterà, Signore, un cambiamento, Signore, come essa produce in noi, perché la tua parola quando arriva, Signore, divida, Signore, le cose dell'anima dallo spirito, Signore, porta un cambiamento radicale perché va a toccare, Signore, le profondità della nostra vita, Signore. E noi questa mattina vogliamo dare piena libertà allo Spirito Santo di operare nei nostri cuori. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen. Possiamo accomodarci, fratelli? Vediamo che questo testo in questi giorni lo Spirito Santo mi ha messo davanti proprio questa parola. Io ho meditato diverse volte e vedevo come la parola di Dio è attuale in ogni tempo, in ogni momento. I tempi passano, è vero, ma la parola di Dio è una parola che è eterna, è una parola che rimane sempre. E noi vediamo che oggi viviamo in un tempo dove le persone non hanno speranze, dove le persone non vedono un futuro, dove persone vivono veramente con un cuore afflitto, con un cuore appesantito, con un cuore che non vedono, non sanno cosa accadrà domani. Ma non è così per il popolo di Dio, non è così per i figli di Dio. Perché se noi andiamo a vedere nel contesto che noi abbiamo letto questi versetti, è proprio che Pietro scrive a una chiesa nell'Asia Minore, una chiesa che erano dispersi in varie regioni, e questo popolo era un popolo che era perseguitato a cagione di Cristo.
È un popolo che aveva ricevuto la grazia, aveva ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo. Questo popolo aveva ricevuto una speranza viva, perché il popolo di Dio è un popolo che ha una speranza viva. Nonostante tutto questo, questo popolo stava vivendo un'afflizione, stava vivendo una persecuzione. Allora l'Apostolo Pietro rivolge queste parole a questo popolo nel dire: non vi soffermate sulle difficoltà, non vi soffermate sulla persecuzione, non vi soffermate sulla sofferenza che state vivendo in questo tempo, ma il vostro sguardo deve essere verso un'eredità che noi abbiamo ricevuto per mezzo di Cristo. Perché quando noi riceviamo la grazia salvifica, quella grazia che cosa fa? Accende in noi una speranza viva. Allora l'Apostolo Pietro stava dicendo: non fatevi scoraggiare da tutto ciò che è intorno a voi, ma fissate il vostro sguardo verso la mete celeste, verso quell'eredità che è stata acquistata per mezzo del sacrificio di Cristo sulla croce, e voi avete ricevuto quella rivelazione, avete ricevuto quella grazia, avete ricevuto quella mete che dovete ogni giorno avere davanti ai vostri occhi. E fratello, sorella, il messaggio della parola di Dio non cambia. Ancora oggi il Signore ci sta dicendo: non concentratevi sulle difficoltà, non guardate le afflizioni, non guardare il momento che stai vivendo, ma il tuo sguardo deve essere sulla meta, quella speranza viva che è dentro ai nostri cuori, che ci porta a vedere l'eredità celeste. Gloria al nome del Signore, perché noi come figli di Dio, come popolo di Dio, abbiamo ricevuto un'eredità, e questa eredità deve essere custodita dentro i nostri cuori. Non dobbiamo farci condizionare da tutto ciò che è intorno a noi, ma dobbiamo preservare questa eredità che Gesù Cristo ha messo dentro la nostra vita. Allora, mentre c'è un popolo, c'è un mondo fuori che vive senza speranza, la Chiesa del Signore ha una speranza viva dentro il cuore. Gloria al nome del Signore. Allora l'Apostolo Pietro sta incoraggiando, sta esortando a questi fratelli di avere lo sguardo verso quell'eredità. E lui inizia proprio questi versetti che abbiamo letto, dice, si allaccia a quel discorso e dice: perciò, fratelli, perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione. C'è la traduzione originale che dice: dopo aver cinto i lombi della vostra mente. E consideravo su quello che l'Apostolo Pietro stava trasferendo a questo popolo. Perché era un linguaggio molto comune. Era un linguaggio che loro comprendevano. Allora, cingere i lombi della mente, nella cultura antica, loro avevano delle vesti lunghe. E queste vesti lunghe, se non venivano messe delle cinture nei lombi, queste vesti potevano essere d'inciampo. Sia quando loro lavoravano, sia nelle battaglie. Queste vesti ci dovevano essere delle cinture nell'ombra, affinché questa veste non poteva essere un impedimento nel loro cammino. Allora l'Apostolo Pietro usa questo linguaggio: cingete i lombi della vostra mente. Perché c'è bisogno di cingere i lombi della nostra mente? Perché, fratello, sorella, ci sono dei pensieri che intralciano il nostro cammino verso Dio, verso la santità. Allora noi dobbiamo vivere nella nostra mente liberi. Non dobbiamo vivere nella mente condizionati da tutte le cose che noi vediamo. Non dobbiamo vivere schiavi dei pensieri, prigionieri dei pensieri che ci impediscono di vivere nella libertà dello Spirito Santo. E vediamo che anche l'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo prendere autorità sopra ogni pensiero che si eleva contro la conoscenza di Dio. Tante volte noi che abbiamo ricevuto la grazia, tante volte veniamo paralizzati nei nostri pensieri. Perché c'è una guerra spirituale, la nostra mente, fratello, sorella, è un campo di battaglia.
perché i nostri pensieri condizionano le nostre azioni. Vi ricordate il re Davide? Quando il re Davide non scese in guerra, lui era lì sulla terrazza che stava passeggiando e all'improvviso vide una donna di fronte a lui. Vediamo che un pensiero arriva nella sua mente e questo pensiero fa prigioniero la mente di Davide a tal punto che lo porta a un'azione, a commettere un adulterio verso il Signore. E lui non è riuscito a dominare quel pensiero, ma il pensiero ha fatto prigioniero la sua mente. E l'Apostolo Pietro sta dicendo proprio questo: dovete predisporre la vostra mente all'azione. Gloria al nome del Signore. Vediamo anche Sansone, un uomo che aveva una chiamata potente nelle mani di Dio, un uomo che agiva con la forza che veniva dal cielo, eppure venne condizionato da questi pensieri che lui aveva verso le donne cananee, verso i pensieri carnali. Perché, fratello, sorelle, i pensieri che vengono dalla carne ci intralciano il nostro cammino di santità verso quelle eredità celeste. Allora noi come figli di Dio, come popolo di Dio, dobbiamo essere pronti all'azione, pronti a dominare ogni pensiero che il nemico lancia, dardi infuocati che il nemico lancia nella nostra mente. Perché i dardi infuocati devono essere allontanati nel nome di Gesù. E oggi tanti cristiani vivono paralizzati dal loro passato, paralizzati dai pensieri della vecchia natura, dai pensieri carnali. E questi pensieri lo portano a vivere una vita secondo la carne, non lo portano a vivere una vita secondo l'azione dello Spirito. E noi oggi come Chiesa del Signore dobbiamo avere quella capacità di dominare ogni pensiero che il nemico lancia nella nostra mente. La parola di Dio ci dice che noi siamo la mente di Cristo e nella mente di Cristo non ci sono pensieri carnali, non ci sono pensieri iniqui, ma la mente di Cristo è una mente santa, è una mente pura, è una mente lavata, rigenerata. E la mente del popolo di Dio, dei figli di Dio, deve essere una mente pura, rigenerata dal prezioso sangue di Cristo. Perché da quello che filtra nella nostra mente, fratello o sorella, quello condizionerà la nostra vita, quello condizionerà le nostre azioni. Allora questo popolo non doveva essere condizionato da tutto quello che stava accadendo intorno a loro, ma dovevano cingere i lombi della loro mente all'azione. Gloria al nome del Signore. Io non conosco la tua vita, non conosco quali pensieri filtrano nella tua mente, non conosco i dardi infuocati che il nemico lancia verso la tua mente. Ma io conosco una persona che ci ha dato l'autorità. E la Chiesa del Signore oggi ha smesso di camminare con l'autorità dello Spirito Santo. Ci sono tanti credenti che vivono una vita religiosa, che vivono una vita condizionata dal presente, che non vivono una vita in quella speranza viva verso l'eredità. Vivono una vita non conforme alla parola di Dio. E l'Apostolo Pietro dice che noi dobbiamo essere come figli ubbidienti, perché la figliolanza a Dio ci porta ad ubbidire al Signore. È come oggi un figlio che deve ubbidire al padre, è vero? È così. Quando noi diciamo qualcosa ai nostri figli, i nostri figli ci ubbidiscono. E così è la figliolanza. Quando noi realizziamo che siamo figli di un Dio santo, noi viviamo nell'ubbidienza della parola di Dio. Fratello, sorella, non dobbiamo vivere soltanto avendo conoscenza della parola, ma dice l'Apostolo Paolo che la conoscenza ci gonfia, ma è lo Spirito che ci vivifica.
è lo spirito della parola che ci vivifica, è lo spirito della parola che ci santifica, è lo spirito della parola che porta un cambiamento radicale nella nostra vita, è lo spirito della parola che trasforma la tua mente, che trasforma ogni pensiero, ogni sentimento che si eleva contro la conoscenza di Dio. È bello conoscere la parola, è meraviglioso studiare la parola. Ma dobbiamo vivere soltanto di conoscenza. Come dice l'Apostolo Giacomo, non siate soltanto uditori della parola, ma dobbiamo essere facitori. Dobbiamo mettere in pratica ciò che Dio ci ordina attraverso la sua parola. Questo è un tempo, fratello, sorella, è un tempo molto difficile, è un tempo molto complicato. È un tempo dove la malvagità sta aumentando sempre di più. Basta guardare un po' i telegiornali, tutto quello che sta succedendo. E tante volte anche noi veniamo presi un po' dallo sconforto nel dire cosa sta succedendo. Ma tutto quello che è intorno a noi non ci deve togliere quella speranza. Perché il popolo di Dio ha una speranza viva. La nostra speranza non è morta, ma è una speranza viva. Gloria al nome del Signore. Ecco perché noi dobbiamo realizzare ogni giorno la parola di Dio nella profondità del nostro cuore. Questa parola quando viene assimilata, questa parola quando viene custodita nel nostro cuore, questa parola dominerà, questa parola guiderà l'intero nostro essere. È la parola di Dio che deve illuminare il nostro cammino. È la parola di Dio che deve guidare la nostra vita. È la parola di Dio che ci indirizza ogni giorno le scelte che dobbiamo fare per il Signore. Perché la parola di Dio porta in noi il desiderio della consacrazione, porta in noi il desiderio di vivere una vita santa. Allora vediamo che l'Apostolo Pietro, quando scrive dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri, abbiate autocontrollo, siate vigilanti. E noi vediamo che nella parola di Dio tante volte noi leggiamo sii vigilante, vegliate. Lo stesso l'Apostolo Pietro un giorno non ha vegliato, è vero? Quando lui credeva che le sue forze, credeva di riuscire a non tradire Gesù, eppure ha rinnegato Gesù 3 volte. E noi vediamo un cambiamento nella vita di Pietro, perché la vita di Pietro non è stata trasformata mediante delle azioni da lui commesse, ma la vita dell'Apostolo Pietro è stata trasformata per mezzo dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ci trasforma. E quando noi lasciamo che lo Spirito Santo ci trasforma, noi non viviamo più secondo i nostri desideri, secondo i nostri pensieri, ma veniamo guidati dallo Spirito Santo. Vediamo che l'Apostolo Paolo veniva guidato dallo Spirito Santo. Perché? Perché l'Apostolo Paolo aveva reso totalmente la sua vita al Signore. L'Apostolo Paolo aveva consacrato totalmente la sua vita al Signore. Finché un giorno disse: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che oggi vivo nella carne, io la vivo nel servizio di Dio. E questo è qualcosa, fratello e sorella, che produce lo Spirito Santo dentro al nostro cuore quando noi abbiamo intimità con il Signore. Quanto tempo spendiamo al giorno davanti alla presenza di Dio? Quanto tempo spendiamo al giorno davanti alla parola di Dio? Quanto tempo spendiamo al giorno nel servire il Signore e testimoniare della grazia che si riceve per mezzo di Cristo? Quanto tempo al giorno dedichiamo a Cristo e quanto tempo al giorno dedichiamo a noi stessi? E l'Apostolo Paolo dice: io vivo soltanto per Cristo. E la vita cristiana è una vita che deve fare la differenza nella società, che deve fare la differenza in questo mondo. Dobbiamo fare la differenza non soltanto nella Chiesa, perché purtroppo tante volte
giudichiamo le apparenze. Possiamo vedere anche tanti uomini e donne che alzano le mani quando ci riuniamo, che cantano, lodano. E secondo il nostro punto di vista possiamo dire quel fratello è spirituale, quella sorella è spirituale. Ma la spiritualità di una persona non si vede all'interno della Chiesa, ma la spiritualità di una persona si vede all'esterno della Chiesa. Perché nella Chiesa possiamo essere tutti santi, è vero, ma fuori come viviamo la nostra giornata. E noi dobbiamo porci delle domande. Io sto facendo la differenza nella mia famiglia? Sto facendo la differenza nel mio posto di lavoro? Sto facendo la differenza tra le mie compagnie, tra i miei amici? Sto facendo la differenza? Gloria al nome del Signore. Gesù faceva la differenza, è vero? E noi dobbiamo imitare Cristo. La Chiesa oggi, fratello, sorella, è la luce. È la luce. Gesù disse: io sono la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Quando la Chiesa vive illuminata da quella luce illumina la Chiesa e la Chiesa illumina il mondo. Quando noi siamo alla presenza di Dio veniamo illuminati dal Signore e la luce che riceviamo dall'alto è la luce che risplenderà nel mondo, è la luce che farà la differenza, è la luce che illuminerà i cuori che vivono nelle tenebre. Oggi c'è un mondo che vive nelle tenebre e la Chiesa deve fare la differenza. È la Chiesa che ha la responsabilità verso il mondo. Tante volte noi ci distraiamo da tutto quello che succede e tante volte non ci concentriamo su quello che Dio ci ha chiamati a fare e ci ha chiamati ad essere. Siamo chiamati, fratello, sorella, a fare la differenza. Il mondo ha bisogno della manifestazione dei figli di Dio. Il mondo non ha una speranza, ma noi abbiamo una speranza. E il mondo ha bisogno di ricevere questa speranza. Soltanto uomini e donne che si predispongono ad avere un cambiamento radicale nella mente sono quegli uomini e le donne che azioneranno quelle che hanno ricevuto da Cristo. Alleluia. La Chiesa, Ecclesia, è vero, diceva il fratello, non è un luogo. Essere coperti dalla presenza di Dio non è un luogo speciale, ma è un'intimità con Dio. E la Chiesa è chiamata fuori, è vero? Ecclesia, chiamati fuori. Tante volte viviamo chiusi in noi stessi, chiusi nelle nostre barriere, chiusi nei nostri ragionamenti. Ma dobbiamo vivere nella libertà e nella responsabilità che abbiamo verso il mondo che è fuori. Possiamo dire che il nostro slogan qual è? L'evangelizzazione è la nostra priorità. È la nostra priorità. La tua priorità, la mia priorità è la salvezza delle anime. La mia e la tua priorità è svuotare l'inferno per riempire il cielo. La mia e la tua priorità è quella di predicare un messaggio di speranza viva che si riceve per mezzo di Cristo. Questa è la mia e la tua responsabilità, fratello, sorella. Ecco perché Pietro stava incoraggiando i fratelli a non soltanto avere una mente predisposta all'azione, ma anche a essere sobri,
vigili. E noi oggi dobbiamo chiedere, Signore, dacci discernimento spirituale. Signore, dacci saggezza spirituale. Perché se noi non vegliamo, come dice l'Apostolo Pietro, vegliate, perché il nemico va intorno come un leone ruggente per cercare chi possa divorare. Lui inizia così, vegliate, perché quando noi vegliamo, fratello e sorella, il nemico non si avvicinerà a noi. Quando noi vegliamo, il nemico fuggirà dalla tua vita. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quando noi resistiamo dei pensieri, il nemico fuggirà da noi, perché vedrà in te una solidità spirituale, vedrà in te una forza spirituale, vedrà in te una base solida spirituale. Ecco perché non dobbiamo avere paura del nemico. Non dobbiamo avere paura del mondo spirituale, ma fratello e sorella, tu devi vivere nella speranza gloriosa, perché tu hai l'autorità e tu sei in una posizione di vittoria per mezzo di Gesù Cristo. Perché per mezzo di Gesù Cristo noi siamo seduti nei luoghi celesti. Quella è la posizione che dobbiamo vivere ogni giorno. Ecco perché abbiamo bisogno di essere rinnovati nella nostra mente, come dice l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 12, dice: siate rinnovati mediante lo spirito della vostra mente. E ogni giorno abbiamo bisogno di essere rinnovati. E come possiamo essere rinnovati nella mente? Attraverso la preghiera, attraverso la parola di Dio. Perché la parola di Dio è una parola che purifica la nostra mente, purifica i nostri pensieri, purifica la nostra anima. Perché la parola di Dio è un'acqua che scaturisce dal trono della grazia, entra nella tua vita e porta purificazione nella tua mente, nel tuo corpo e nella tua anima. Questa è l'azione della parola di Dio. Ecco perché Gesù disse: fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro seno, perché quest'acqua viva non è un'acqua che dà un uomo, non è un'acqua che dà una religione, non è un'acqua che viene da un'istituzione, non è un'acqua che viene da una fonte comune, ma è un'acqua che viene dalla fonte divina, che scaturisce direttamente dal cielo. E quando quest'acqua trova dei canali predisposti, quest'acqua inonderà questi canali e questi canali diventeranno fonte di benedizione per questo mondo che vive una aridità spirituale, che vivono in un deserto spirituale. In un deserto spirituale, se non c'è acqua, si muore. E la Chiesa è in possesso di quest'acqua. E quest'acqua, fratello e sorella, scaturisce dal tuo seno. Quest'acqua scaturisce dal mio seno. E ci sono persone che hanno bisogno di bere quest'acqua. Ecco perché abbiamo bisogno, fratello e sorella, di realizzare la responsabilità che abbiamo, di realizzare di chi noi siamo in Cristo e di realizzare la nostra eredità. Abbiamo un'eredità meravigliosa. E l'Apostolo Pietro dice: non guardate le proprietà, non guardare la bella macchina, perché tutto questo un giorno finirà. Ma ti devi concentrare su quell'eredità. Devi arrivare a quell'eredità. Devi arrivare a possedere quell'eredità. Il popolo fu liberato dall'Egitto perché aveva una meta. Aveva un'eredità da conquistare. E noi conosciamo un po' la storia, è vero. Tanti, cammin facendo, sono morti nel deserto. Sono morti nel deserto. Perché? Perché non hanno apprezzato la grazia di Dio. Perché hanno disprezzato la grazia di Dio. Hanno disubbidito. Si sono ribellati. La disubbidienza e la ribellione li ha portati a una morte. Oggi la disubbidienza e la ribellione ci porta a una morte spirituale. Ecco perché l'Apostolo Pietro dice: come figli ubbidienti. Cingete la vostra mente, siate sobri,
camminate in ubbidienza. Alleluia, gloria al nome del Signore. Abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Alla rivelazione di Gesù Cristo, fino al ritorno del nostro Signore. E fino al ritorno del nostro Signore, fratello, sorella, dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo rimanere concentrati. Non dobbiamo vivere come quelle 5 vergini, vi ricordate? Le 5 vergini che erano lì insieme a altre 5. Ma 5 erano concentrate. 5 si erano preoccupate che nelle loro lampade ci fosse olio abbastanza. Invece le altre 5 no, non si sono preoccupate. Non si sono preoccupate se la fiamma stava scemando sempre di più. Non si sono preoccupate di ricaricare la lampada con l'olio fresco. Non si sono preoccupate di questo. E quando è arrivato lo sposo, cosa è successo? Che quelle 5 non hanno partecipato alle nozze. E noi fino al ritorno di Cristo, fratello, sorella, dobbiamo vivere con l'olio nella nostra lampada. Quest'olio fresco, quest'unzione che viene dal cielo. Ogni giorno abbiamo bisogno di essere lì davanti alla presenza di Dio. Di dire: Signore, guida la mia vita, guida la mia giornata. Usami come strumento nelle tue mani in questo giorno. Questo giorno, Signore, voglio fare la differenza. Perché io non appartengo a questo mondo. Mi appartengo a un altro regno. E noi come figli del regno dobbiamo vivere come tali. Amen. Gloria al nome del Signore. Ma come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Come figli ubbidienti. Quanti vogliono essere figli ubbidienti? Gloria al nome del Signore. Tutti vogliamo essere figli ubbidienti. Eppure come figli ubbidienti, dice l'Apostolo Pietro, non conformatevi. Non conformatevi a questo mondo. Tante volte veniamo trascinati dal mondo. Ma non deve essere il mondo a trascinare la nostra vita, ma dobbiamo essere noi a trascinare. Tante volte veniamo proprio condizionati dal mondo. Tante volte ritorniamo a vivere dei vecchi vizi. Tante volte ritorniamo a vivere delle vecchie abitudini. Tante volte ritorniamo a vivere prigionieri del nostro passato. Tante volte ritorniamo a vivere prigionieri dei nostri fallimenti. E il nemico paralizza la nostra vita. E l'Apostolo Pietro dice: non conformatevi a questo mondo come lo eravate nei giorni passati, quando vivevate nell'ignoranza, quando non conoscevate Cristo. Ma quando Cristo è venuto nella nostra vita, noi siamo diventati nuove creature. È vero. E dice l'Apostolo Paolo: le cose vecchie sono passate. Il tuo passato è stato cancellato. Il tuo passato è stato seppellito. Mentre il nemico arriva, è lì che scava per riportare la tua mente a guardare il tuo passato, ma Cristo ha cancellato il tuo passato. Perché il nemico vuole ingannare la nostra vita, fratello, sorella, e noi dobbiamo avere discernimento spirituale, perché quando il nemico viene per ricordare il tuo passato, tu devi ricordargli il suo futuro. È vero, perché il nemico conosce il suo futuro. Lui conosce la fine che farà. E mentre lui ti dirà: guarda, tu nel tuo passato hai commesso questo, hai commesso quello. Guarda che ieri hai fatto questo, non sei degno di andare in chiesa. Non sei degno di stare insieme ai fratelli. Non sei degno di parlare di Cristo.
e noi subiamo. Ma questo è il tempo, fratello, sorella, di rialzarci in piedi e di camminare con l'autorità di Cristo. È vero. Possiamo rispondere, è vero. Ho peccato, ma il sangue di Cristo, il sangue di Cristo cancella e purifica ogni mio peccato. È vero, ho fallito, ma Cristo mi ha dato una nuova identità. Non sono più quell'uomo, quella donna del passato che ha vissuto nel fallimento. Ora sono un uomo e una donna con una nuova identità ricevuta dal cielo e io vivo nelle promesse di Cristo, radicate nella parola di Cristo, perché so colui che con me è più forte di colui che è nel mondo. Questo, fratello, sorella, deve essere l'attitudine, l'atteggiamento di ogni cristiano verso il mondo. Ecco perché non dobbiamo conformarci a questo mondo. È un concetto che porta anche l'Apostolo Paolo, sempre in Romani capitolo 12. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati. I figli di Dio, il popolo di Dio è un popolo che viene trasformato ogni giorno. Amen. Viene trasformato ogni giorno. E l'Apostolo Pietro continua nel dire: non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. L'Apostolo Pietro prende una parola dell'antico patto. Nel libro del Levitico è pieno di queste citazioni. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore. La santità, fratello, sorella, la santità viene da Dio. La santità non viene da un'azione umana, ma la santità viene da Dio. E Pietro sta dicendo: siate santi come Lui è santo, perché Lui ci ha chiamati e Lui è santo. E anche noi dobbiamo essere santi come Lui. Ogni giorno dobbiamo vivere in santità. Perché dice la parola: senza santificazione nessuno vedrà il Dio. Senza santificazione nessuno vedrà il Dio. La santificazione ci separa. È proprio questo il significato di essere santi, essere separati. Ma da cosa devo essere separato, pastore? Dalla Chiesa, dai fratelli, dal pastore? Da cosa deve essere separato? Dobbiamo essere separati dal peccato. Dobbiamo essere separati dall'immoralità. Dobbiamo essere separati dall'impurità. Dobbiamo essere separati da tutto ciò che offende la santità di Dio. Ci sono degli ambienti tante volte che ci frequentiamo, oppure ci troviamo in quegli ambienti. In quell'ambiente dove c'è immoralità, dove c'è impurità. E tante volte noi rimaniamo in quell'ambiente. Tante volte noi non ci separiamo da quell'ambiente. E quell'ambiente, fratello, sorella, condizionano, influenzano la nostra vita spirituale. Perché abbiamo a che fare con un mondo spirituale e non, fratello, non dobbiamo scherzare con il mondo spirituale. Perché quando noi ci indeboliamo, il mondo spirituale è più forte di noi. Ma quando noi siamo forti in Cristo, il mondo spirituale ha paura di noi. Ecco perché noi non dobbiamo vivere nella paura. Non dobbiamo vivere condizionati. Non dobbiamo vivere prigionieri, ma dobbiamo vivere nell'autorità dello Spirito Santo.
Allora dobbiamo separarci da tutto ciò che inquina la nostra vita. Forse c'è una TV davanti a te che inquina la tua vita. Forse c'è un telefono che inquina la tua vita. Non sto dicendo che la TV è sbagliata, oppure dobbiamo buttare i telefoni. Ma ci sono delle cose a volte che attraverso la TV, che attraverso un telefonino, influenzano la nostra vita. Tante volte ci troviamo ore e ore legati a un computer, oppure ore e ore legati a un telefono, sui social. Diventiamo fratelli social. Oppure veniamo condizionati dalla TV, veniamo presi ore e ore davanti alla TV. E poi quando arriviamo verso sera, devo fare la preghiera. Perché? Perché c'è un mondo spirituale che sta condizionando la tua vita, sta condizionando la tua mente. E la parola di Dio ci dice: come colui che vi ha chiamati è santo, anche noi dobbiamo essere santi, dobbiamo separarci da tutte quelle cose che inquinano la nostra vita. Gloria al nome del Signore. Cristo Gesù ha vissuto come un vero uomo, ma ha vissuto in santità. E la parola di Dio ci chiama ad imitare Cristo, è vero. Dobbiamo camminare in santità, separati dal peccato. Gesù come ha camminato? Gloria al nome del Signore. La forza di Gesù da dove veniva? La forza di Gesù veniva dall'intimità che aveva con il Padre. Noi vediamo tutto il percorso di Gesù, i 3 anni di ministero di Gesù, e tante volte nei Vangeli leggiamo che Gesù andò in disparte. È vero, Gesù salì sul monte, perché la forza che Gesù riceveva dal Padre la riceveva quando aveva intimità con Lui. Vi ricordate quel giorno quando era nel Getsemani? È scritto nella parola di Dio che Gesù fu angosciato. Gesù fu angosciato, ma Gesù era lì, davanti al Padre. E tante volte noi quando viviamo nell'angoscia, quando viviamo nel dolore, quando viviamo in una sofferenza, la prima cosa che noi togliamo è l'intimità con Dio. Non abbiamo la forza di pregare, non abbiamo la forza di agire. Questa è una menzogna che viene dall'inferno. Questo è un pensiero che devi far prigioniero, non devi mandare via nel nome di Gesù. Perché proprio nei momenti di angoscia, proprio nei momenti di sofferenza, proprio nei momenti difficili, proprio nei momenti dove dice non vedo speranza, quello è il momento giusto per andare ai piedi del Signore. Perché quando andiamo ai piedi del Signore è lì che riceviamo la forza che viene dal cielo. Gesù nel suo momento di angoscia, Dio mandò i suoi angeli per fortificare la vita di Gesù, perché la provvidenza viene dal cielo. La provvidenza non viene da un uomo, ma viene dal cielo. Fratello, sorella, la tua forza viene dal cielo, non viene frequentando un culto, ma viene dal cielo, dalla tua intimità con il Signore. E l'Apostolo Paolo aveva realizzato questo nella sua vita e lui disse: quando io sono debole, quando io vivo nel bisogno, quando io vivo nella difficoltà, quando il mio uomo e le mie forze vengono meno, allora lì che sono forte, perché io ricevo la mia forza davanti alla presenza di Dio. Allora noi possiamo dichiarare: quando sono debole allora sarò forte, perché non è una forza che viene dall'alto, è una forza che mi mette in piedi, gloria al nome del Signore, è una forza che mi fa marciare nel nome di Gesù, non mi fa sprofondare negli abissi, ma è una forza che mi tiene in piedi davanti al Signore. Allora noi non dobbiamo piegare il nostro capo davanti alle difficoltà,
ma dobbiamo camminare come figli ubbidienti, a testa alta, fratello, sorella, a testa alta nella difficoltà, nella persecuzione. Ricordati che hai una grande eredità che Dio ha promesso alla tua vita, e quell'eredità, fratello, sorella, dobbiamo conquistarla con tutte le nostre forze, dobbiamo conquistarla stando fermi e in piedi davanti al Signore, dobbiamo conquistarla stando in intimità con la parola, e questa è la via che ci conduce verso il cielo. La tua parola illumina il mio cammino, gloria al nome del Signore. Quando davanti al tuo cammino vedi tutto buio, vedi che non c'è speranza, allora devi fare questo: prendi la parola, mettila così, e quella parola illuminerà il tuo cammino, quella parola ti farà luce, quella parola ti rivelerà cosa devi fare. Questa parola è la luce, fratello, sorella, è la luce del nostro cammino. Gloria al nome del Signore. Allora, come colui vi ha chiamato, siate santi, è santo anche voi, siate santi in tutta. È vero? O dice parzialmente nella vostra condotta? Come è scritto? In tutto parzialmente. Nella mia è scritto in tutto, è vero? È scritto così. In tutta, anche la vostra è scritto così, ok. In tutta, credevo che era modificata. In tutta la vostra condotta. Questo che significa? Siate santi in tutta la vostra condotta. Il tuo modo di vivere. È vero? Perché queste sono azioni pratiche che l'Apostolo Pietro sta parlando alla Chiesa, di azioni pratiche in tutta la vostra condotta, il tuo modo di vivere, il tuo modo di parlare, il nostro modo di agire, il nostro modo di comportarci. Tante volte diciamo: fratello, ma io sono fatto così, questo è il mio carattere. È vero? Avete mai sentito queste parole? Questo è il mio carattere, mi devi amare così come sono. Io ti amo così come sei. Ma io conosco colui che trasforma il tuo carattere. Io conosco colui che trasforma ogni cosa della tua vita. Io ti amo così come sei. Ma quando Cristo prende controllo della tua vita, tu non rimarrai così come sei, perché tu verrai trasformato all'immagine di Cristo. Ecco perché noi dobbiamo vivere consacrati, dobbiamo vivere in santità, perché dobbiamo essere trasformati ogni giorno all'immagine di Cristo, e quando veniamo trasformati all'immagine di Cristo noi saremo santi in tutta la nostra condotta. Gloria al nome del Signore. Quando tu parlerai, le tue parole saranno di benedizione per coloro che ti ascolteranno. Quando tu parlerai, le tue parole saranno di consolazione per le persone che hanno bisogno. Quando tu parlerai, le persone riceveranno attraverso la tua vita quel messaggio di speranza, perché dalla tua bocca uscirà fiume di acqua viva. Gloria al nome del Signore. Non uscirà un'acqua amara, ma uscirà una fonte dolce. Gloria al nome del Signore. Quando tu camminerai, le persone vedranno Cristo, perché vedranno l'amore di Cristo attraverso la tua vita. Come crederanno se non c'è nessuno che predichi? È vero, come crederanno? Ma la tua vita testimonierà che Cristo vive. La tua vita testimonierà che Cristo ancora oggi è potente di cambiare e trasformare i cuori di pietra. Gloria al nome del Signore. Attraverso la nostra vita, fratello, sorella, il mondo vedrà che Cristo è risorto, che Cristo è vivente. Tutte quelle persone che ti hanno conosciuto nel passato vedranno: ma tu sei cambiato. Perché sei cambiato? Sono cambiato perché ho avuto un incontro con Gesù. Perché Gesù Cristo ha cambiato, ha trasformato la mia vita. Non sono stato riscattato con oro e con argento, come leggiamo più avanti, ma io sono stato riscattato attraverso il sangue prezioso di Gesù Cristo, che ha lavato, rigenerato, trasformato tutta la mia
vita, e quello che oggi sono, lo sono soltanto per la grazia che ho ricevuto in Cristo Gesù. E questo è un messaggio potente che deve scuotere le coscienze degli uomini, fratello, sorella. Questo è un messaggio che Dio ha messo nella tua vita e tu devi riflettere l'amore di Cristo, devi riflettere la santità di Cristo, devi riflettere colui che tu sei, perché non sei un uomo che vive nel passato condizionato, ma vivi in Cristo. E possiamo dire, non sono più io che vivo. È vero, non sono più che vivo, ma è Cristo che vive dentro la mia vita. E la vita che vivo oggi è una vita che farà la differenza. È una vita che viene rinnovata nella mente. È una vita che non mi porta più a vivere nel mio passato. È una vita che mi porta a vivere in ubbidienza come figlio di un Dio santo. È una vita che mi porta a vivere separati da tutto ciò che inquina il mio spirito. È un'esortazione potente dell'Apostolo Pietro. Eppure possiamo dire, ma l'Apostolo Pietro ha scritto a una chiesa, era tranquilla, non viveva nessuna difficoltà. No, era una chiesa perseguitata a cagione di Cristo. Immaginiamo una persecuzione che ci porta a fuggire, che ci porta a vivere nascosti. È vero, immaginiamo. E l'Apostolo Pietro dice, rallegratevi, siate gioiosi. Oh pastore, come si fa a essere gioioso nella persecuzione? Oh pastore, come posso rallegrarmi nella persecuzione? L'Apostolo Pietro ci dà la risposta. Perché le sofferenze che noi viviamo oggi non saranno niente paragonate alla gloria del nostro futuro. Allora possiamo dire la nostra momentanea, leggera afflizione. La nostra momentanea, leggera afflizione produrrà in noi. Ecco come l'afflizione è momentanea e leggera, ma che cosa fa l'afflizione? Produce in noi. Cosa produce? Un smisurato peso eterno di gloria. Alleluia! Questo produce l'afflizione, fratello, sorella. Un smisurato peso eterno di gloria. E Pietro questo stava trasferendo ai fratelli. La vostra eredità è grande. La nostra eredità è grande, fratello, sorella. E ci dà delle indicazioni pratiche di come vivere. È vero? E queste indicazioni, qui questa mattina, abbiamo ascoltato attraverso la parola di Dio. Che questa parola nel nome di Gesù possa aver trovato un terreno fertile, dove possiamo dire, sì è vero, fino ad oggi ho vissuto condizionato dalle circostanze, ho vissuto condizionato nei miei pensieri, ma da oggi in poi, attraverso l'azione dello Spirito, io mi alzerò in piedi e voglio vivere in sottomissione, voglio vivere in ubbidienza, voglio vivere in santità, perché la gloria è una gloria eterna, è una gloria meravigliosa. Amen? Amen. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo ringraziare Dio per questa parola. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore, perché tu sei un Dio meraviglioso, tu sei un Dio glorioso, tu sei un Dio che parli, Signore, che ancora questa mattina hai parlato nei nostri cuori, Signore. E ci chiami a responsabilità, Signore, a vivere una vita trasformata, una vita santa. E noi vogliamo impegnarci, Signore. Vogliamo impegnarci ogni giorno a vivere, Signore, in conformità alla tua parola, Signore. Perché abbiamo ricevuto tanta grazia, abbiamo ricevuto il dono della salvezza e noi vogliamo, Signore, onorare
il sacrificio di Gesù attraverso la nostra vita. Ti ringraziamo, Padre, con tutto il nostro cuore, in Cristo Gesù. Amen, amen, alleluia. Vogliamo passare alla cena del Signore? Amen, alleluia. Amen. C'è qualcun altro, fratello, sorella? La Bibbia dice che dove c'è lo Spirito Santo, lì c'è libertà. C'è qualcun altro che vuole consegnarsi totalmente al Signore? Possiamo fare una preghiera insieme, amen. Vieni avanti nel nome di Gesù. Se senti questa pressione nel cuore, vieni avanti nel nome di Gesù. Perché la parola viene confermata nei nostri cuori, fratello, sorella, perché questa parola porta cambiamento. Questa parola porta restaurazione nelle nostre vite. E quando ci sono cuori umili davanti a Dio, questa parola va ad effetto. Gloria al nome del Signore. Amen. C'è qualcun altro? Amen. Vogliamo pregare per i nostri fratelli, per le nostre sorelle. Alleluia. Amen. Grazie, Signore, in nome di Gesù. Padre, ti prego per la mia sorella, Padre, in nome di Gesù. Grazie perché la tua parola è vivente, la tua parola è entrata nel suo cuore. Signore, io lo presento davanti alla tua presenza, davanti al trono della grazia. Signore, che tu possa lavarla e rigenerare. Signore, che da oggi in poi possa vivere una vita, Signore, in conformità alla tua parola, Signore. Una vita che possa fare la differenza nel nome di Gesù, che tu ti possa usare della sua vita, Signore, per testimoniare della tua grazia, Signore. Io ti voglio pregare che lei possa essere uno strumento di salvezza per tanti anni che tu metterai davanti a lei, Padre, nel nome di Gesù, che una fresca unzione possa scendere su di lei, nel nome di Gesù, Signore, che uno spirito, Signore, di zelo, Signore, possa scendere su di lei affinché possa essere potentemente usata da te, Padre, nel nome di Gesù, che dal suo seno possono scaturire fiumi di acqua viva. Padre, usati della tua serva. Io ti ringrazio per la sua vita, ti ringrazio per il suo cuore, ti ringrazio, Signore, con tutto il mio cuore, Signore, perché è una donna forte, una donna valorosa, una donna, Signore, che conosce la via dell'umiltà, Signore. Io ti ringrazio, Signore, ti prego nel nome di Gesù di sigillare questa parola nel suo cuore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Padre, nel nome di Gesù ti prego per la mia sorella. Tu conosci la sua vita, Signore, tu conosci il suo passato, il suo presente, ma tu conosci anche il suo futuro. Padre, nel nome di Gesù, Signore, ti chiedo di lavare, purificare, Signore, l'intero suo essere, Signore, affinché la sua vita sia santificata, consacrata, Signore, totalmente, Signore, nel tuo servizio. Padre, nel nome di Gesù, Signore, che tu ti possa usare di lei, Signore, che possa essere uno strumento di salvezza, che lei possa testimoniare con zelo, con autorità, Signore, con franchezza, Signore, di ciò che lei ha ricevuto da te, nel nome di Gesù, Signore, che possa risplendere come figlia di luce. Padre, grazie per la sua vita, io la presento a te, sigilla questa parola nel suo cuore, nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen, Signore, grazie per le vite di tutti, Signore, nel nome di Gesù io ti prego, Signore, che la sua vita possa essere, Signore, ogni giorno, Signore, una vita che faccia la differenza. Signore, ti prego di rigenerare, Signore, ogni suo pensiero, il suo cuore, ogni suo sentimento, che ogni cosa sia in linea nella tua perfetta volontà, Signore, affinché la sua vita sia trasformata, la sua vita sia santificata ogni giorno, Signore, che la sua vita sia usata per la tua gloria. Io ti prego nel nome di Gesù, Signore, che rivelazioni fresche non possa scendere dal cielo nella sua vita, Signore, che lui possa vivere con autorità, saggezza, discernimento spirituale, affinché possa essere usato per la tua gloria, che la sua vita possa risplendere, Signore, in questo tempo, in questa generazione, affinché possano vedere un giovane, Signore, che ha dato la sua vita a te, un giovane che vive per te, Padre, nel nome di Gesù, Signore, che in ogni luogo dove lui andrà, Signore, la tua luce possa risplendere attraverso di lui e li possa testimoniare del tuo amore, della tua grazia, Signore, e veramente che tu possa agire attraverso la sua vita, Signore, uno strumento usato per la tua gloria, Signore. Oh Padre, nel nome di Gesù, che ogni passo della sua vita possa testimoniare, Signore, che tu vivi in lui, Padre. Io ti ringrazio per la sua giovane età e per certo, Signore, sono persuaso, Signore, che tu ti userai della sua vita nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, Padre, nel nome di Gesù. Io ti prego per la mia sorella, Signore, grazie perché la tua parola, Signore, è andata nel petto del suo cuore. Io ti prego che la sua vita possa vivere in santità, Signore, che la sua vita possa vivere in armonia, Signore, con lo
rigenerata nel nome di Cristo Gesù, Signore, affinché da oggi in poi, Signore, forze che vengono dallo Spirito possano inondare la sua vita e lei possa camminare, Signore, in novità di vita, possa camminare con autorità nel nome di Gesù, Signore, che la sua vita sia usata per la tua gloria. Io ti ringrazio, si incida, Signore, questa parola nel suo cuore, che lo Spirito Santo ogni giorno possa mettere davanti a lei questa parola e lei possa ricevere forza. Nei momenti bui, nei momenti difficili, nei momenti di afflizione, lei possa prendere forza da questa parola, di non guardare le circostanze, ma di guardare quell'eredità futura, se che ti ha promesso a tutti coloro che ti giudicano. Ti ringrazio nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen, alleluia. Amen, Gesù, grazie Signore, per la vita del tuo servo. Sono fioso per te, Signore. Grazie Signore, per questo certo merito. Grazie Padre, perché ha un cuore, ha un cuore che ti vuole onorare. Io ti ringrazio Signore, perché nonostante le difficoltà, che li possa incontrare Signore, nei quotidiani, tu le ti davanti alla tua presenza. Io ti prego Signore, che tu possa ripristinare ogni cosa, Signore, perché la vita di tutti è una nazione, possa Signore essere una testimonianza, Signore, possa essere una luce, un esempio di santità, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, usa il tuo vita per fare gloria a te, possa essere testimonianza, usando il tuo cuore, ma questa unzione che possa dipendere, alleluia, che Spirito Santo cambia, Signore, scordi sociali, scordi di cose, Signore, affinché lo Spirito Santo, Signore, possa essere evidente, Signore, il frutto dello Spirito Santo che vive in noi, Signore, nel nome di Gesù, gloria sia a te, Signore, ci ringraziamo adesso, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Padre, nel nome di Gesù. Voglio pregare, Signore, per il tuo servo. Presente davanti a te, grazie, Signore. Perché ancora una volta, Signore, il suo cuore è stato attento ad ascoltare, Signore, la tua parola, Signore. Io ti prego che questa sensibilità spirituale possa crescere sempre di più nella sua vita, Signore. Che lui possa crescere in umiltà e sottomissione a te ogni giorno, Signore. Affinché la sua vita sia guidata dallo Spirito, Signore. Il suo carattere, Signore, possa, Signore, essere, Signore, manifesto, Signore, che Cristo vive in lui. Che lui possa fare la differenza in ogni luogo dove andrà, Padre, nel nome di Gesù. Usati della vita del mio fratello Lorenzo, Signore, il tuo servo. Nel nome di Gesù, porta restaurazione in ogni area, Signore. Porta rinnovamento nella mente, Signore, affinché lui possa vivere con questa speranza viva in lui, Signore. Non guardare le circostanze, ma guardare quell'eredità eterna, quell'eredità futura, Signore, che tu hai promesso, Signore. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, che una fresca unzione possa scendere su di lui, nuove forze ne possono scendere su di lui, Signore, perché da oggi in poi lui possa vedere il cambiamento che è avvenuto attraverso la tua parola nella sua vita, nel nome di Cristo Gesù. Amen, alleluia, amen. Dio è buono, amen. Alleluia. Vogliamo prepararci per la cena del Signore. Voglio invitare i fratelli diaconi che già sono avanti. Vogliamo fare un canto mentre ci prepariamo nel spezzare il pane al Signore. Amen. Vogliamo fare un canto. Come si chiama? Nemesis. Nemesis. Mentre spezziamo così. Fai un canto. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor.
Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. E io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Alleluia. Amen. Vogliamo consacrare questo pane e questo calice? Alleluia. Alziamo in piedi in reverenza perché... Amen. Prendo io. Signor Dio, vogliamo ringraziare per questa cena che facciamo ora, oh Padre, che questo sia un alimento spirituale per i miei fratelli, che loro possano sentire la tua presenza, la tua gioia e il tuo volere nella vita di loro, Padre. Io ti chiedo, Padre, porta forza spirituale in loro, che questo sia un alimento, oh Padre, non un impedimento, oh Padre, la tua parola nel cuore di loro. Padre, fortifica loro nella tua parola, fortifica loro nella tua vita, oh Padre. Porta loro la tua presenza, oh Padre, in ogni giorno della vostra vita, oh Padre. Ti chiediamo e ti ringraziamo. Amen. 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 Vogliamo aprire la parola in 1 Corinzi capitolo 11. Primo Corinzi capitolo 11 dal versetto 23. L'Apostolo Paolo scrive questo: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Amen. Mentre i fratelli passano per il pane e per il vino, fratello, sorella, questo è un memoriale. Amen. Ci ricordiamo del sacrificio che Cristo ha fatto per la vita di ognuno di noi. Amen. Alleluia. Signore.
Alleluia. Vogliamo metterci in piedi. Adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione. Ricevi nel nome di Gesù. Ricevi nel nome di Gesù. Ricevi nel nome di Gesù. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Alleluia. Amen. Vogliamo alzare il nostro pane verso il cielo. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Amen. Possiamo mangiare il pane. Alleluia, Signore. Alleluia, Spirito Santo. Grazie. Grazie per il tuo corpo, Signore. Grazie per il tuo corpo, Signore. È stata un'offerta di oblazione, Signore. Alleluia. L'adempimento di quell'offerta, Signore. Alleluia, Padre. Amen. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Gesù ritorna. Amen, fratello, sorella. E un giorno noi saremo seduti a quella mensa e Lui stesso ci servirà. Alleluia. Possiamo dire Maranatha. Maranatha, vieni Signore Gesù. Amen. Possiamo bere il calice. Alleluia. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Amen, amen, alleluia. Alleluia, grazie Signore. Amen, vogliamo concludere il nostro incontro. Amen. Questo è un incontro, il nostro incontro, ma l'adorazione continua. Amen, alleluia. Noi concludiamo il nostro incontro, ma l'adorazione continua anche fuori da quella porta, ogni giorno. Gloria al nome del Signore. Amen. Amen. Vogliamo pregare. Voglio invitare il fratello diacono Maurizio a fare una preghiera e poi dopo concludiamo con la benedizione. Amen. Alleluia. Diacono Maurizio. Saluto la Chiesa con la pace del Signore Gesù. Noi ringraziamo il Signore oggi perché Lui ci ha benedetto oggi. Noi, Signore, ti ringraziamo di ogni cosa che tu fai per noi. Apri porte e soluzioni, Signore, per la nostra vita spirituale, per la nostra vita sociale.
Signore, ogni cosa che noi abbiamo bisogno te lo stiamo chiedendo, Signore Gesù. Non mai abbandonarci, Signore, perché noi speriamo e crediamo in te, Signore. Perché tu sei il nostro Dio e la nostra speranza. Sei la nostra porta d'ingresso, Signore. Sei il Signore del cielo, della terra e dell'universo, Signore. Ma noi mettiamo tutto nelle tue mani perché tu ci conforti, ci aiuti in ogni nostro problema, necessità. Signore, dacci una settimana santa, giusta. Dacci conforto, Signore, se noi siamo in questo momento deboli. Come tu ci dici, mettete tutte le vostre necessità nelle mie mani e io vi solleverò, vi aiuterò, vi benedirò. Signore, siamo per questo qua, Signore, per lodarti, per ringraziarti, Signore, per ogni cosa che tu fai e che tu farai per noi. Signore, ti ringraziamo infinitamente di questa giornata. Che tu ci possa benedire, Signore, nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Grazie. Amen. Amen. Vogliamo concludere il nostro culto. Amen. Amen. Amen, fratelli. Vogliamo concludere il nostro culto. Amen. Alleluia. Che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, che l'amore di Dio Padre e la dolce comunione e consolazione dello Spirito Santo sia sopra ognuno di noi. E la Chiesa risponde: Amen, amen. Buona domenica a tutti, amen. Amen. Fratelli, non andate via perché oggi c'è agape, eh? Oggi è evangelizzazione? No, più di Cascini. Allora parlo te. Io parlo io. Mi vai dei? Aspetta l'immagine. Fratelli, un attimino qua, per favore. Scusatemi. Fratelli, attenzione. Attenzione, fratelli. Lucas, Jonathan, Letizia. Oggi c'è agape e volevo dire che 13 di giugno alle ore 18 evangelizzazione alle Cascine. State tutti invitati, amen? Predichiamo la parola di Dio alle Cascine, amen? Ieri è stato il compleanno di Bea. Cantiamo tanti auguri. Raffaele? Anche Raffaele farà 31. Anche... E di Luca quanto è? Quanto è stato? Ieri, di Luca ieri. Amen? Tutti quelli che faranno tutti qua davanti, Lucas, anche la Bea. Pastore, puoi fare una predica per loro per il compleanno? Amen. Chi ha fatto il compleanno? Anche tu? Tutti, bella. Raffaella, anche Raffaella. Anche tu hai fatto gli anni? Sì. Tutte e tre. Amen. Vogliamo stendere le nostre mani come segno di benedizione sui nostri fratelli, sulle nostre sorelline. Amen. Padre, nel nome di Gesù vogliamo presentare la vita di Luca, Signore, la vita di queste fanciulle davanti al trono della grazia. Signore, ti ringrazio, Signore, per la loro vita, Signore. Signore, grazie per questo nuovo anno, Signore, che è davanti a loro, che, Signore, possono crescere, Signore, in saggezza, in santità, che possono crescere nelle tue vie, Signore, che possono ricevere il seme della tua parola, Signore, attraverso le monitrici, Signore. Io ti prego nel nome di Gesù, Signore, che queste giovani fanciulle possano fare la differenza in questa generazione, Padre. Io ti ringrazio per la vita di Luca, Signore, in nome di Gesù, che tu possa, Signore, portare a compimento le promesse che tu hai fatto alla sua vita, che tu possa dargli saggezza, discernimento, Signore, per amministrare tutto ciò che tu gli hai affidato. Nel nome di Cristo Gesù li benediciamo. Amen, amen, amen. Auguri a te, auguri a voi, tanti auguri a voi.